Stefano. Io dico solo, prima occasione in cui Favalli recupera quel pallone, va giù, spuntate a sinistra e viene fuori il gol. Era una partita che si poteva risolvere solo dalle fasce. Sì, effettivamente sì, oltre che dalle fasce anche sulle palle inattive, che ne abbiamo battute molte, perché comunque il Sant'Arcangelo è una squadra che in questo momento, ma soprattutto da 5-6 giornate, è molto compatta, è difficile fargli gol, è una delle migliori difese del campionato e quindi sapevamo, veniva insomma da una vittoria col Pordenone, da una vittoria a Bassano fuori casa, e ci aspettavamo una gara complicata, però la squadra secondo me l'ha interpretata nel modo giusto, non ha avuto tra virgolette la fretta e la frenesia di metterli lì all'avversario, perché in alcuni frangenti ce l'abbiamo fatta, soprattutto nel primo tempo, però avete visto che in qualche ripartenza potevamo crearci qualche difficoltà, quindi la squadra è stata attenta, matura, direi che è andata in vantaggio meritatamente il primo tempo, al di là che abbiamo segnato sul finire. Nel secondo tempo abbiamo avuto qualche frangente, abbiamo lasciato un po' più di predominio territoriale a loro, un po' più di possesso, però non ci hanno mai creato grosse problematiche e noi potevamo forse con la traversa, mi sembra di Emerson, con la grande parata che ha fatto il loro portiere, insomma potevamo metterci un po' più tranquilli, poi siamo stati bravi a rimanere compatti e andare a chiudere la gara nei minuti finali. Questa è un po' la mia analisi sulla partita. Senta, mi consento un'altra domanda e poi io chiudo. Non è polemica, però vorrei capire una cosa. Nei suoi calcoli, oggi siamo a un punto dal palco. Era quindi più giusto cercare di arrivare al secondo posto che non tentare quella finale di Coppa Italia che poteva già essere, come dire, impossibile trampo in gancio per evitare tanto i pareggi la prima parte, non tu. Certo. Lei crede alla possibilità di arrivare davanti al Parma adesso? Ma noi avevamo anche l'obiettivo, forse lei che ha tanti anni che fa questo lavoro lo può capire. E noi siamo arrivati purtroppo, ma non è una giustificazione, sono i dati di fatto, non sto cercando di arrampicarmi sugli specchi, siamo arrivati alla gara d'andata che avevamo un attaccante, se vi ricordate, a disposizione e 3 infortunati che forse non recuperavamo neanche nella gara dopo di campionato e quindi abbiamo voluto affrontare la partita in quella situazione e siamo stati bravi a tenerla in piedi. Nella gara di ritorno, che erano passate 2 settimane, speravamo di avere a disposizione tutti e 4 attaccanti perché è normale che se devi recuperare un risultato o devi essere più offensivo non è che puoi schierare o centrocampisti o difensori a fare quel ruolo e noi avevamo un attaccante solo, vuoi per una cosa o per un'altra, però la realtà è che avevamo un attaccante, perché Neto sì, poteva fare mezz'ora, ma capite che se Neto fa 3 partite da 90 minuti non è solo per l'età, ma perdiamo una forza che secondo me è importante e inoltre non sapevamo se Altinieri e Alfagheme avessero recuperato per questa settimana, per domenica, e capite che la differenza è stata un po' quella che non ci ha permesso di mettere magari altre frecce che invece il Venezia in quel momento ha avuto i 6 attaccanti nell'andata e i 6 attaccanti nel ritorno, quindi è normale che se noi fossimo andati in vantaggio loro avevano la possibilità di mettere altri 3 attaccanti, noi invece per una ragione o per l'altra non li avevamo e abbiamo provato questo, ma non è che è stata una cosa snobbata o pensavamo solo alla gara di oggi, ci abbiamo pensato bene, molto bene, no, ma la realtà è che sì, però questa. Siete a un punto dalla seconda, voglio dire, c'è anche questo che si può arrivare adesso da sì, noi dobbiamo cercare di arrivare il più in alto possibile, questo è il nostro obiettivo, ormai non è che stiamo facendo, direi, un ottimo campionato sotto questo profilo dei numeri e di tutto il resto. È normale che dobbiamo
questo momento guardare cosa fanno le altre squadre, e quindi noi l'unica cosa che possiamo fare è quella di cercare di vincere la partita e aspettare poi che cosa succede, però noi dobbiamo farci trovare pronti, questo è un po' il concetto. Poi non è facile vincere, lo sapete benissimo anche voi, però abbiamo il dovere morale di crederci, ma ripeto, la gara di Venezia non è stata sottovalutata assolutamente. Infatti il Venezia stesso, se andate a vedere, ha messo una formazione e oggi ne ha messa completamente un'altra, però in quel momento aveva 26 giocatori a disposizione, noi ne avevamo 16. Capisce che per forza di cose avessimo schierato i pseudo titolari, avessimo perso oggi, giustamente mi avreste dato dello stupido, perché no, dello stupido nel senso come magari poi oggi non faccio il risultato, perché il calcio tante volte non sai come può andare a finire. Questa è la mia valutazione, in maniera serena, senza nessun tipo di polemica nei confronti di nessuno. Senta, lei sta guidando una squadra con dei numeri molto importanti, fare il terzo attacco, la prima difesa, e se vogliamo proprio trovare il pelo sull'uovo, non si riesce ad individuare però un gioco del Padova. Potrei dire che questa squadra ha una sua identità, un suo preciso modo di giocare che poi entusiasmi anche il pubblico al di là dei risultati. Lei è un po' d'accordo con questa affermazione o come al solito siamo noi maliziosi? No, magari questo è il suo pensiero, non lo so, tanti altri mi dicono che il Padova gioca bene, altri addetti ai lavori a Reggio Emilia ci hanno fatto, giornalisti di Reggio e addetti ai lavori di Reggio hanno detto che siamo una delle squadre che hanno visto giocare meglio, quindi nel calcio ci sono varie idee, lei può avere una sua idea, altri ne possono avere un'altra, però abbiamo caratteristiche ben specifiche e mi sembra che partite importanti le stiamo facendo al di là di quello che è la sua valutazione, ci mancherebbe. Cosa hai pensato quando ti ho detto che Venezia è venuto al 92esimo anche oggi? Sono stati bravi, insomma, quindi io sinceramente non lo sapevo il risultato, ti facciamo i complimenti. Insomma. Ma a parte questo, siete scesi in campo già sapendo di Parma che aveva fatto il numero? Sì, lo sapevate già? Io sì. Loro? Beh, penso di sì, che anche loro non sono stupidi, abbiano guardato. No, ecco. Credo, Anche dal quel punto di vista lì, forse la prima mezz'ora che avevate un po', facevate un po' fatica anche per non credo che magari. Anzi, un po' di pressione forse ce l'hanno. Sì, la pressione è normale che fa parte del nostro e del loro lavoro, è normale che più ti avvicini all'obiettivo, più mancano meno gare, la tensione e la pressione sale, questo sì. Ma a parte questo, ragionando dalla gara d'andata, questa, adesso non ho i numeri, però il Padova ha tenuto una marcia che da capolista, avete dei numeri, insomma, magari anche qualche altro girone permetterebbero di essere più in alto. È un po', tra virgolette, frustrante vedere che, insomma, davanti il Venezia non perde un colpo e i punti sono quelli, perché forse per quello che state facendo negli ultimi mesi meritereste anche di più. Ma se c'è una squadra che fa meglio devi riconoscere anche la forza dell'avversario, no? Ripeto, noi dobbiamo continuare sulla nostra strada, non possiamo sempre andare a pensare alla squadra avversaria o al Venezia, insomma stanno facendo un campionato con dei numeri importantissimi, ma sappiamo anche che è una squadra comunque che è stata costruita non ha le stesse armi nostre, tra virgolette, e quindi sta confermando quello che di ottimo sta facendo. Noi, ripeto, noi dobbiamo farci trovare pronti e poi il resto, quello che sarà. Grazie. Arrivederci. Era da un po' che ci speravo e oggi finalmente è arrivato. Sabato prossimo si mangia il giardino di fuori, anche sabato prossimo il Sabato sera a cena a casa Mandolini, è venuto a casa ieri sera da me.
Quindi bisogna ripetere. Sì, è stato bene. No, vi sei diventato fuori a pranzo, in giardino finalmente, quindi devi tornare fuori a pranzo anche sabato. Sì, anche quello si può fare, ripetere un po' le cose, anche sabato prossimo, anche domenica prossima, un'altra volta. È stata una bella corsa lì, cioè ci tenevi ad andare sotto la voce. Sì, sono contento. Il gol oggi però, diciamo che in metà li ha fatti Mazzocco, a metà campo ha fatto un bellissimo lavoro, per metà Favari che ha messo una palla solo da spingere in porta. Però sull'almanacco rimane sempre il gol, insomma, immagino ci faccia piacere, insomma, ti mancava un po' di tempo al gol. Sì, sicuramente. Per la punta è importante segnare, oggi finalmente sono riuscito a fare gol e sono contento. Dedica alla moglie? Sì, il gol va da lei perché è lei che mi sostiene, mi sta vicina magari nei momenti Diglielo scusa Giorgio, difatti. Il gol va da lei. Quindi questa settimana vedi che è sopportato, insomma, abbiamo capito, cioè, non arriva il gol. No, vabbè, ho segnato anche mercoledì in Coppa, però anche non proprio questa settimana, ma c'è sempre lei accanto a me, quindi è giusto che il gol vada da lei. E di Venezia ha vinto al 92esimo, Parma invece ha pareggiato, quindi avete accorciato sul Parma. Sì, ma l'importante è che abbiamo vinto noi, sennò Grazie, grazie. non importa niente più. Ragazzi, se prima non vinciamo, quindi pensiamo a noi. Con il 10° gol stai prendendo gusto a segnare al limite, allo scadere del tempo del Sì, insomma, è importante per l'attaccante segnare, quindi insomma, sono contento, però sono più contento perché è stato un gol importante in un momento della partita delicato dove era importante sbloccarlo, soprattutto prima del secondo tempo e insomma, siamo stati molto contenti di questo gol, potremmo dire che era una partita complicata. L'attaccante è questo, no? Che deve avere quel pallone tu lo devi mettere dentro. Sì, in vabbè. teoria sì, in diretta che però ci vedono. non è sempre facile. Sì, Giorgio. No, sono con Deccenco. In tanti, Sono con Deccenco, il suo secondo gol che ha regalato quindi questa vittoria meritata, finalmente segnato in campionato. Sì, ci tenevo, non ero preoccupato, ma quasi, però alla fine la pressione è comodo segnare, finalmente ho Avevo molto fisico, comunque raddoppiavo fisicamente, andavo 90 minuti di ritmo. Ecco, nei minuti in cui sei entrato, insomma, hai avuto anche occasioni prima del gol. Sì, ci sono state un paio di occasioni, sinceramente fino al gol non ero molto contento di prestazione oggi, però è così, perché soprattutto fino alla fine Mazzocco ha fatto un buonissimo giocato in centrocampo, la squadra fa male, poi l'altra parte Applausi facciamo sempre piacere. la squadra. Si gioca anche per passione, per essere Non abbiamo poniamo limiti, non poniamo niente, noi cerchiamo di lavorare duro la settimana per arrivare la domenica pronti e preparati, poi alla fine tiriamo se sarli. In bocca al lupo, grazie, sai. Sì, c'è anche una recupero, Parma Ecco, pareggia, Giorgio. insomma, attaccati al Parma. Sì, è stato un turno quasi favorevole per noi, peccato per il gol non siamo in Venezia, ma noi facciamo il nostro cammino, cercando di migliorare le altre. E del Padova verrà da noi il difensore russo. Quindi facciamo il nostro cammino, poi vediamo dove ci porterà. Grazie.